Let me now turn to our program for the future. Economy right now, it's extremely supporting of the president and his policy. FBI scientists have found chemical traces consistent with a bomb or a missile on a piece of wreckage. Police using clubs and tear gas against demonstrators. Yeah, mother so-and-so and a white fascist. Like they said, you're getting some of your own medicine. Va ora in onda Te la ridò io, l'America, con Matteo De Sio. Ciao Matteo, a te la linea. Grazie Sveva. Buongiorno a tutte e a tutti. Questa è Te la ridò io l'America. Questo è il nostro appuntamento settimanale dedicato proprio agli Stati Uniti d'America per cominciare la giornata con qualche nozione in più, con qualche notizia fresca in testa in più. E vi sono stati tanti avvenimenti come sempre direttamente dagli Stati Uniti. È avvenuto l'incontro, avete visto, l'incontro fra Vladimir Putin e Donald Trump, i due presidenti di Stati Uniti e Federazione Russa, con addirittura un Vladimir Putin che è stato inquadrato mentre prestava il proprio supporto, il proprio rispetto verso i caduti sovietici e statunitensi proprio durante la seconda guerra mondiale. Parliamo quindi di un Vladimir Putin andato in assetto, tra virgolette, da battaglia, cercando di mettere in cascina tutte le mosse giuste per avere un incontro con Trump fruttuoso. Ma l'incontro fra i due in Alaska non ha portato al cessate il fuoco che si sperava, che tutti ovviamente speravamo, ma c'è la possibilità innanzitutto di poter festeggiare grandi progressi, come dice Donald Trump, come ha detto Donald Trump alla stampa, ma vi è anche l'incontro proprio quest'oggi che avverrà fra Vladimir Zelensky, invece il presidente dell'Ucraina, e il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Quindi parliamo di un presidente americano che incontrerà i due presidenti proprio che stanno cercando di mettere fine al conflitto, un Donald Trump che subito dopo l'incontro con Vladimir Putin ha pure dichiarato che Zelensky dovrebbe pensare anche di dover cedere del territorio, ma non solo. Diciamo che la frase completa, la dichiarazione completa sarebbe che Vladimir Zelensky è un presidente che può mettere subito fine alla guerra fra lo Stato russo e l'Ucraina, anche prima di incontrare, secondo Donald Trump, proprio i 7 leader europei. Quindi parliamo di un Donald Trump che ha lasciato molta responsabilità proprio al leader dell'Ucraina, ma parlando proprio tra l'altro dell'incontro tra Putin, Trump e poi quello che avverrà tra Zelensky, Zelensky ha dichiarato anche che la posizione dell'Ucraina è molto molto chiara e che l'Ucraina ritiene incostituzionale la cessione di territori proprio per porre fine a conflitti armati, e che in questo senso Vladimir Zelensky dice di avere l'appoggio anche dell'Unione Europea. Quindi parliamo di un Vladimir Zelensky ovviamente prima di incontri così importanti che dovrebbero, si spera finalmente, porre fine al conflitto e portare quindi a un cessate il fuoco, a una tregua, a una fine del conflitto, non può mostrarsi debole di fronte all'altro contendente Vladimir Putin. Un Zelensky che quindi si mostra forte anche grazie a un'Europa
complice, e possiamo dire anche che vi è un appoggio per quanto riguarda ovviamente all'interno dell'amministrazione Trump con quello che sta facendo il presidente Trump per ottenere un accordo. Infatti Rubio, il segretario di Stato, ha dichiarato che ovviamente l'incontro fra Vladimir Putin e Donald Trump non è avvenuto per altri motivi se non per porre fine al conflitto, e che Donald Trump non è intenzionato ad appoggiare il piano di Putin per ottenere il controllo della regione del Donbass, che è una delle regioni più contese da prima dell'inizio della guerra, in realtà del 2022, proprio fra Ucraina e Russia. Ma Donald Trump ha ricevuto anche l'appoggio del suo ex vice primo ministro, dichiarando tra l'altro Pence, ricorderete Mike Pence, il vice primo ministro durante la prima presidenza Trump, durante la prima amministrazione Trump, che dichiara un appoggio per quanto riguarda le sue decisioni della politica estera con l'incontro fra Stati Uniti e Russia, ma anche di una importanza per quanto riguarda le sanzioni, perché secondo Pence Donald Trump dovrebbe imporre ulteriori sanzioni per mettere pressioni alla Russia. Ma l'appoggio del vicepresidente è anche verso quello che sta avvenendo a Washington DC. Ne parlavamo la scorsa settimana. Washington DC, secondo Donald Trump, la capitale, è in una condizione molto complicata per quanto riguarda il crimine. Secondo Donald Trump è aumentato in una proporzione esagerata, in una maniera esagerata, detta molto volgarmente, ma Pence ha dichiarato che secondo lui Donald Trump sta cercando nella maniera migliore possibile di porre fine a una situazione molto incresciosa proprio per quanto riguarda la capitale, che ha in questo momento una situazione di emergenza sia per gli alti tassi di crimine, sia per il mancato proprio rispetto in generale della legge, e per quanto riguarda anche l'utilizzo soprattutto della Guardia Nazionale. Una Guardia Nazionale utilizzata da Donald Trump sia, ricorderete, per le proteste molto feroci che sono avvenute a Los Angeles, per porre fine a una devastazione totale della città, con l'appoggio tra l'altro dei democratici ai danni proprio dei piccoli e grandi commercianti a Los Angeles, che sono visti le macchine oppure le proprie attività commerciali devastate per le proteste. Ma parliamo anche di una situazione molto complicata a Washington, con purtroppo una situazione che bisogna gestire per quanto riguarda gli accampamenti di senza tetto e i senza tetto in generale, che sono tanti, sembra, quindi a Washington, quindi proprio nel centro del potere statunitense, e che sono visti buttati fuori dai propri accampamenti o dalle proprie tende, e questo ovviamente è una situazione difficile da gestire, perché essendo senza tetto, essendo homeless, non si sa poi dove potrebbero andare, e la gestione proprio dei servizi di welfare in aiuto dei senza tetto bisogna vedere come risponderà, se riuscirà ad aiutare queste persone che in questo momento sono ovviamente isolate dal resto della società. Ma andando avanti anche con ulteriori notizie che abbiamo visto anche nelle scorse settimane, vi è il Russiagate, quello che sta avvenendo in questo momento, una seconda versione, perché la prima versione, quella del 2016-2017, erano i report favorevoli all'amministrazione Obama e ai democratici, che parlavano di un Donald Trump
che era implicato con lo Stato russo, ma quello che è stato scoperto dalla direttrice dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza Nazionale, Tulsi Gabbard, è che in realtà i report non sarebbero in realtà eseguiti nella maniera migliore possibile, nella maniera più efficiente possibile, e quindi sarebbero di per sé già da non tenere in considerazione per quello che poi hanno portato alla luce. E questo ovviamente ha messo tanta pressione all'amministrazione dell'epoca Obama, ma anche ovviamente ai democratici, che hanno cercato di sminuire la questione, hanno cercato addirittura di mettere a paragone il Russiagate con la lista di Epstein, per cercare ovviamente di non subire le conseguenze anche penali, ma anche solo dell'opinione pubblica ovviamente. Parliamo anche di un report del direttore della sicurezza nazionale di allora, e anche dell'intelligence, con i 2 direttori che parlavano a un presidente all'epoca Obama, dicendo che i propri dipendenti in questo momento non sono totalmente disposti ad ammettere, per quanto riguarda le implicazioni fra Donald Trump e la Federazione Russa, una certezza, quindi non vi è una certezza fra l'amministrazione Trump e la Federazione Russa, e in più i dipendenti ammettono di non star lavorando nella maniera migliore possibile, quindi in questo momento non sono neanche certi, non sono neanche sicuri delle loro rivelazioni, quindi non sono neanche sicuri di quello che poi andrebbero a rivelare per le investigazioni. Parliamo anche di una email che quindi dovrebbe ammettere nella comunicazione fra i 2 direttori, quindi sia dell'intelligenza nazionale sia della sicurezza nazionale, quindi i direttori di 2 agenzie federali che ovviamente hanno scopi simili, ammettono quindi di non essere in quel momento, nel 2016, a dicembre 2016, di non essere nella posizione migliore possibile per poter arrivare a una verità. Ma un'altra notizia invece importante, secondo me, soprattutto per quanto riguarda l'intelligenza artificiale, quello che ha pensato bene di lanciare come investigazione il senatore americano Josh Hawley, per investigare quello che sta avvenendo con Meta e con la propria intelligenza artificiale. Perché? Perché quando vi è la possibilità di parlare con l'intelligenza artificiale non vi è una verifica in questo momento per quanto riguarda Meta, anche perché su WhatsApp o sui vari social non vi è una richiesta dell'età, non vi è una verifica dell'età dell'utente, e quindi cosa può succedere? Succede che bambini minori possono parlare con l'intelligenza artificiale, e abbiamo visto come adulti si sono fatti purtroppo illudere, addirittura parlando in maniera romantica con questi motori, con questi sistemi di linguaggio, o facendosi consigliare per quanto riguarda la propria salute, quando in realtà ovviamente non è da prendere in considerazione come parere, ma quindi se gli adulti possono farsi impressionare, possono farsi illudere da questa intelligenza artificiale, lo stesso può accadere ovviamente, se non con ancora più facilità, con minori. Quindi
parliamo di un'investigazione che secondo me deve essere portata a termine, deve essere trattata con la massima attenzione. E andando avanti con le notizie, parlando anche proprio di quello che sta avvenendo negli Stati Uniti per quanto riguarda purtroppo l'antisemitismo, anche per quello che sta avvenendo ovviamente nel conflitto gravissimo fra Palestina ed Israele, o meglio, fra l'organizzazione terroristica Hamas e Israele, con purtroppo a farne le spese le vittime che sono sempre civili, palestinesi, arabe della zona. Quindi parliamo di una situazione molto, molto complicata. E in Massachusetts un uomo è stato condannato a circa 2 anni di prigione proprio per aver minacciato di poter inserire delle bombe nelle sinagoghe, quindi nei luoghi di culto ebrei, e di uccidere tutti gli ebrei americani della zona. Quindi parliamo ovviamente di un attacco che è antisemita, perché si inserisce proprio nei discorsi di persone che non riescono a distinguere gli ebrei con Israele, e quindi una discriminazione basata sulla religione, ma su persone che non hanno neanche alcun potere decisionale su quello che avviene nel conflitto fra Israele e Palestina. E andando avanti con le notizie, una notizia curiosa ma in continuità con quello che avevo riportato in questa rubrica: gli Stati Uniti hanno deciso di imporre sanzioni proprio ai danni di uno schema fraudolento, di un piano fraudolento che sta avvenendo a Puerto Vallarta, quindi a una località che sta avvenendo in Messico, e che le vittime rischiano di aver perso tra il 2019 e il 2023 a causa di queste iniziative, di questi piani fraudolenti e di truffe, quindi parliamo proprio di truffe, circa 300 milioni di dollari, quindi in soli 4 anni 300 milioni di dollari. E gli Stati Uniti hanno deciso di espropriare questi assets, come vengono chiamati ora, proprio usando la parola inglese, da questi quattro messicani singoli e 13 compagnie, quindi 13 aziende che dovrebbero supportare questo cartello di narcotrafficanti messicano, che ovviamente quindi ha truffato anche cittadini americani, con l'FBI che addirittura quindi si è speso in prima linea su questa importante operazione, e con il segretario del Tesoro che ha dichiarato che gli Stati Uniti andranno ora ufficialmente contro ogni cartello della droga che si interessa anche di mettere in difficoltà l'incolumità della popolazione con atti di terrorismo, e che il nuovo obiettivo, ad esempio, sarà il cartello di Jalisca Nueva Generación, che stanno inondando, parole ovviamente del segretario del Tesoro americano, stanno inondando il paese con il fentanyl. Ne abbiamo parlato tante volte su Radio Libertà del fentanyl, ne abbiamo parlato anche con il collega e amico Pier Vittorio Scimia proprio durante la rassegna stampa del sabato, con immagini, potete cercarle benissimo anche da voi le immagini e i video con molta facilità, di cittadini americani che sono totalmente in balia di questa sostanza stupefacente fortissima, non è che sta discutendo in questa sede
purtroppo solamente della marijuana o di un goccio di vino. Qua sta parlando di una sostanza stupefacente fortissima che mette in difficoltà ovviamente tutto il corpo della persona che ne sta abusando, ma non solo. Basta una pochissima quantità per provocare l'arresto cardiaco e probabilmente anche quindi la morte nel caso di soccorsi che siano molto molto lunghi ad arrivare poi, tra l'altro. Quindi parliamo anche di persone che abusano singolarmente, da soli, di questa sostanza e che poi riversano sulle strade il proprio corpo, perché ormai la mente in quel momento non vi è più, il corpo proprio nelle strade, mettere in difficoltà anche l'incolumità delle altre persone. Parlando proprio di alcol come ultima notizia in chiusura, il consumo di alcol negli Stati Uniti in questo momento è al minimo storico, insieme all'aumento invece di quello che riescono gli americani a spendere invece nei negozi. Quindi minimo storico il consumo di alcol e invece il potere d'acquisto in questo momento è salito. Parliamo di due situazioni ovviamente non complementari, ma interessanti anche perché una grande importazione, una grande esportazione che l'Italia fa nei confronti degli Stati Uniti ovviamente è il vino, e si parlava di questo proprio per quanto riguarda i dazi. E con quest'ultima notizia il sottoscritto Matteo De Sio vi saluta, vi aspetto sabato per la rassegna stampa e lunedì prossimo invece per il nostro appuntamento dedicato agli Stati Uniti d'America. Grazie per l'ascolto, grazie per l'attenzione, una buona giornata a tutti, una buona settimana a tutti. Avete ascoltato Te la ridò io, l'America.